Ciao a tutti, benvenuti al Parco della Sardegna in miniatura. Vi invito ad accompagnarmi mentre lo visiterò. Andremo a scoprire le bellezze che sono nascoste qui dentro. Iniziamo da un po' di storia. Il parco è stato inaugurato nel 1999. Già un anno dopo fu inaugurato il villaggio nuragico, a cui seguì nel 2005 la mostra dei fossili. In seguito furono introdotti i dinosauri a grandezza naturale. Di tanto in tanto sono anche organizzati degli eventi speciali, come queste occasioni con i Pelle Rossa. Stupendo il Museo dell'Astronomia, che vedremo in breve, accompagnato naturalmente dal planetario. Nel 2010 si tenne una mostra dedicata a Darwin, un viaggio, una esperienza, una scoperta. Avremo modo di entrare nella biosfera, con la speranza che i filmati siano riusciti tutti. Nel 2014 si è ripetuta l'esperienza con gli indiani d'America. È presente una voliera con pappagalli di tutti i colori, di tutti i tipi. Un meraviglioso parco di dinosauri fu inaugurato nel 2016, accompagnato l'anno dopo dall'era glaciale. Guardate. E poi ecco qui dei pesci che provengono dal Giappone, presenti nella Sardegna in miniatura, il Parco Natura. C'è un grandissimo acquario che permette di vedere pesci di tante dimensioni. Sono nati anche dei cuccioli di dinosauro un paio di anni fa, anzi nel 2020, 3 anni fa. Ma è presente anche il megalodonte dal 2021. E infine, l'anno scorso il Parco delle Miniature è stato completamente rinnovato.